Il consumatore italiano sta cambiando negli ultimi tempi e ci sono stati alcuni elementi importanti che l'hanno indotto a cambiare. Uno è la crisi economica, che bene o male incide e lo porta a rivedere determinate abitudini di consumo e magari a prestare più attenzione rispetto al passato su vini più normali, magari meno vini da degustazione, da guide, meno vini blasonati, ma più vini da bere, come dovrebbe essere sempre l'obiettivo di ogni vino, perché il vino è fatto per essere bevuto, poi ne discutiamo, lo tagliamo a fettine, facciamo della filosofia del vino, ma il senso del vino, la verità del vino è quando si compra una bottiglia, la si stappa e la bottiglia si vuota. Quando si compra una bottiglia di vino e la bottiglia resta sul tavolo semipiena, vuol dire che qualcosa non funziona, che quel vino ha qualche problema. Quindi il consumatore sta cambiando, sta riscoprendo anche dei vini più semplici, meno altisonanti, e sta riscoprendo soprattutto l'elemento piacevolezza, l'equilibrio, la bevibilità nel vino e presta sempre più attenzione a un elemento fondamentale che è il rapporto qualità-prezzo, per cui un vino può essere grande ma deve avere un prezzo coerente e ragionevole. Quando un vino costa caro e non è buono, il rapporto prezzo-qualità cade. Quando un vino costa poco ed è buonissimo, ecco l'elemento prezzo-qualità che viene ancora più esaltato. Le guide dovrebbero, come dice il nome guida dal verbo guidare, indicare, indirizzare. Non sempre le guide italiane in questi anni hanno correttamente indirizzato il consumatore. Hanno proposto un'idea di vino da guide, un vino molto costruito come certe macchine, no? Che vengono elaborate per la corsa. Ecco, molti vini premiati dalle guide di questi anni erano dei vini un po' truccati, con degli aspetti esasperati, e dimenticavano proprio questo elemento: equilibrio, piacevolezza, bevibilità, riconoscibilità, per cui quando assaggi un vino capisci che quel vino può venire da quel territorio e non da un altro territorio a 1000 o a 10.000 km di distanza. Le guide dovranno tener conto di questo cambiamento del consumatore, altrimenti finiranno per non essere più prese in considerazione, per non essere più acquistate. E siccome le guide dovrebbero essere fatte per andare sul mercato ed essere comprate dai consumatori, ecco che dovranno fare una profonda riflessione sulla loro impostazione e identità. Non dobbiamo generalizzare dicendo gli americani non capiscono niente di vino, è una barzelletta. Primo, gli americani è un popolo, gli Stati Uniti sono milioni e milioni di persone, negli Stati Uniti ci sono persone che capiscono benissimo di vino e ci sono persone che ne capiscono meno. In questi anni è passata l'equazione uguale riviste americane, uguale Wine Spectator, uguale Robert Parker. Queste hanno indirizzato il consumatore americano e hanno proposto proprio un'idea di vino più consona al gusto americano, vini molto concentrati, potenti, grande colore, grande estrazione, grande materia fruttata, poca eleganza, dei vini molto potenti, però nel mondo americano della comunicazione non ci sono per fortuna solamente questi giornali influenti, ma ci sono altri giornali e stanno prendendo piede in maniera molto interessante e stanno offrendo altra informazione, un'informazione alternativa al consumatore, siti internet e blog che stanno veramente proponendo un'altra idea del vino, e io ne conosco diversi di questi giornalisti americani che hanno un gusto molto più europeo di quanto si possa pensare.
Basta citare il critico del New York Times, Eric Asimov, che è una persona dal gusto eminentemente europeo, ama i vini italiani veri, ama i vini francesi veri e non si è mai fatto coinvolgere in questa moda di tendere a premiare vini a una sola dimensione, vini marmellata, vini pieni di legno, vini concentrati, vini da degustazione, ma non vini da bere. Quindi corriamo il rischio di fare questa equazione sbagliata, americani uguale poco esperti di vini. Ci sono esperti, ci sono persone che invece ne sono meno. Il suolo, la terra, è quello che determina l'identità di un vino. Il fatto che un vino nasca da un terreno con una struttura calcarea piuttosto che una struttura argillosa determina una differenza fondamentale nel vino ed è proprio quello di esaltare la territorialità, come si dice. I francesi hanno questa bellissima espressione, parlano di vin de terroir, vini che proprio ti danno l'idea della loro provenienza e che è determinata in larga parte dalla struttura geologica del terreno, dai microclimi, dalle altezze, dalle epoche di maturazione, ma anche dopo ovviamente dal lavoro che viene fatto in cantina dal produttore. Ecco, il produttore serio è quello che secondo il mio punto di vista si pone in secondo piano ed esalta quello che è la verità della terra. È la terra, è l'unicità della terra, è quel fatto che quel vigneto abbia un carattere particolare che deve emergere. Poi c'è il savoir-faire, lo stile, il modo di lavorare del produttore in vigna e in cantina, ma per me i grandi vini sono quelli dove il produttore è in secondo piano e il protagonista è proprio l'origine, da dove arriva quel vino, che storia ha quel terreno, che collocazione ha quel terreno e che particolarità ha. Quindi la provenienza del vino secondo me è fondamentale proprio per andare in una situazione di diversità del vino, altrimenti ci troveremmo a avere lo stesso vino bianco o rosso in tutto il mondo e tutte le diversità e tutte le origini, le denominazioni non avrebbero più senso.